Un ventenne morto, un amico intubato sul posto e trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Borgo Trento, l'altro con traumi meno preoccupanti a San Bonifacio. Viaggiavano in tre nella notte lungo via Moschina a Montecchia di Crosara, in provincia di Verona, a bordo di un'utilitaria finita improvvisamente fuori strada. La tragica carambola alle 3:30 del mattino, con l'auto che ha terminato la sua corsa ribaltandosi nel profondo fossato a bordo strada. Sull'asfalto è rimasto il corpo senza vita della giovanissima vittima. Il ventenne è morto sul colpo. Sul posto sono state fatte intervenire 3 ambulanze da Arzignano e una squadra dei vigili del fuoco che hanno aiutato i paramedici del 118 a estrarre i feriti dall'abitacolo della vettura. Uno dei due è in gravissime condizioni. È stato necessario intubarlo per aiutarlo a respirare. Più lievi le ferite dell'altro amico sopravvissuto all'incidente. I carabinieri di San Bonifacio dovranno ora cercare di chiarire cosa abbia provocato la fuoriuscita autonoma. Non risultano coinvolti altri mezzi. A tradire il conducente potrebbero essere stati un colpo di sonno o l'alta velocità.